Quindi non appena terminata questa prima serie andremo a effettuare le premiazioni finali, quindi tutti i premiati delle staffette e dei 4 stile, per cortesia, in zona premiazione. Stefania Pirozzi, quindi ritroviamo dopo la prova dei 200 farfalla in questi 400 stile libero. Una atlete medagliate in campo giovanile, ma anche che hanno vestito la maglia della nazionale giovanile anche per quanto riguarda le acque libere. (60 e 78) Stefania Pirozzi, Nicole Santuliana nella seconda posizione. Santuliana è la campionessa giovanile dei 200 stile libero in corta, e terza sui 4, in lunga seconda sui 4. Lucia Scartozzoni invece ha vinto i 400 stile libero a Riccione, sono tutte e due giovanissime, 2005, quindi primo anno junior. Stefania Pirozzi ha un personale di 4,06 e 38 nei 4 stile in vasca corta a Massa Rosa nel 2016. 200 metri, età gara 2,4,01, 31 e 78. Nicole Santuliana 31 e 97, Eleonora Brotto 31 e 99. Pirozzi 31 e 30, Santuliana 32 e 19, si avvicina sempre più Eleonora Brotto 31 e 99. Euro Junior di fondo per lei in carriera, atleta del Team Veneto classe 99. (31 e 13) Pirozzi che allunga, e sempre il duello tra Nicole Santuliana e Eleonora Brotto. Santuliana 32 e 39, Brotto ancora a guadagnare 32 e 09. (31 e 45) Stefania Pirozzi, e quindi arriveranno insieme Santuliana 32 e 20, Brotto 32 e 33. Sarà la lotta per la seconda posizione tra l'atleta della Leosport e l'atleta del Team Veneto, mentre là davanti in arrivo la doppietta per l'atleta del Circolo Canottieri Napoli e del gruppo sportivo delle Fiamme Oro Polizia di Stato. 200 farfalla prima, 400 stile libero ora, Stefania Pirozzi 4,8 e 75. Quindi mantiene la seconda posizione Nicole Santuliana 4,13 e 87, Eleonora Brotto terza con 4,14 e 54.